Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto e ben ritrovati con informazioni su friulitv.net. Apriamo subito con un servizio da Trieste. Assessore Zilli, l'investimento di Friuli e Biovalle è in linea con le strategie della Regione. Assolutamente un'operazione importante che conferma il ruolo strategico di Friuli e della Regione Friuli Venezia Giulia nel essere investitori in realtà importanti a livello nazionale e internazionale come questa. Noi oggi siamo felici di celebrare questo momento perché in questo modo abbiamo anche l'occasione di confermarci grandi e attenti precettori di fondi europei in settori strategici, dalla biomedicina al digitale a tutto quello che è il mondo di relazione che deve crearsi con le imprese della Regione a vantaggio dei nostri imprenditori per dare loro sempre maggiori professionalità. Cambiamo argomento e restiamo in tema per quanto riguarda economico in Friuli Venezia Giulia perché ci siamo. Tra pochi giorni parte questa importante iniziativa per quanto riguarda l'Udine Gorizia Fiere, perché dal 15 al 17 aprile ci sarà l'edizione online di un'anteprima di Casa Moderna dedicata al super bonus 110% Casa Digital Event. Tra l'altro per la stampa proprio giovedì dalle 11 alle 11.45 ci sarà una conferenza in webinar, super bonus 110%, ricadute economiche ed ambientali, vantaggi per i cittadini ed imprese, a cura proprio di Udine e Gorizia Fiere. Interverranno Lucio Gomiero, amministratore unico dell'ente Fiera, Maria Lucia Pilutti, segretario generale della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Francesca Niedu, direttrice area FVG Banca Intesa San Paolo, Daniele Cuzzis, consigliere delegato di Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia e Giuseppe Diotta, presidente in Codi Energie Condivise. Come detto ci sarà poi la conferenza dalle 11 alle 11.45, la potrete vedere iscrivendovi appunto al sito fierasuperbonus110.casamoderna.it, dove poi potrete anche iscrivervi per le altre iniziative legate ai vari eventi che saranno online, ripeto, dal 15 al 17 aprile in questa anteprima di Casa Moderna digitale Super Bonus 110. Cambiamo leggermente argomento, parliamo di iniziative televisive molto importanti anche legate al nostro gruppo, per dire che Daniela Bernardi, sindaco di Cividale del Friuli, è ospite della prima puntata della nuova trasmissione Ospiti di Antonella, in onda su BHTV, canale 113 in Friuli Venezia Giulia, giovedì 15 aprile alle 20.30. Repliche delle trasmissioni sono in palinsesto sullo stesso canale per venerdì 16 alle 13 e sabato 17 alle 23. La nuova rubrica è condotta, come vedete dalla telefoto, da Antonella Arlotti ed è prodotta dalla Dea Communication SRL. Successivamente alla messa in onda televisiva, ogni puntata poi sarà anche online. Il talk show prevede come ospite fisso Daniele Damele, punta a far conoscere i personaggi che stanno facendo la storia del Friuli Venezia Giulia in vari settori e ambiti: politica, cultura, istruzione, sociale ed economia. Buon lavoro comunque alla collega Antonella Arlotti per questa nuova iniziativa. Andiamo a chiudere con un'altra notizia per quanto riguarda l'aspetto socioculturale, perché torna Opera Tua, un click per scegliere cosa restaurare. Dal 15 aprile la quinta edizione dell'iniziativa di Coppa Alleanza 3.0. Conoscere il territorio e i suoi gioielli, anche un po' nascosti, e salvaguardarli è l'idea che sta alla base di Opera Tua,
che permette di scegliere, votando online, un capolavoro da restaurare. Anzi, nella quinta edizione, che partirà dal 15 aprile e terminerà il 14 ottobre 2021, Giornata Mondiale dell'Arte, saranno 6 i lavori che verranno recuperati. L'iniziativa è arrivata alla quinta edizione è di Coppa Alleanza 3.0 insieme a Fondaco, che ha deciso la rosa dei possibili restauri con l'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e le istituzioni locali. I recuperi sono finanziati con le vendite dei prodotti Fior Fiore Coop, l'1% del ricavato di questa linea è infatti destinato a iniziative come Opera Tua. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa del giorno per quanto riguarda friulitv.net. La prossima edizione online tornerà intorno alle 18:30 con Linea Sera. Chiaramente nel corso della giornata vi terremo aggiornati attraverso la nostra pagina web o i social a noi collegati. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.